Non si limitavano a rubare, i loro colpi erano veri assalti, spaccate con arieti d'acciaio o con auto usate come proiettili per sfondare le vetrate. I reati più temuti dai commercianti, quelli che sommano il furto ai danni ingenti. Per mesi hanno imperversato fra il veneziano, il vicentino ed il Friuli Venezia Giulia, ma i carabinieri della compagnia di Portogruaro hanno rovinato loro la festa. I militari hanno arrestato 4 persone, 3 cittadini serbi e un bosniaco, una raffica di colpi accertati e molti altri per i quali sono sospettati. Montecchio Maggiore, si è conclusa questa prima fase, che è quella che ci ha portato al fermo di questi 4 soggetti. Come ho detto, è un'attività che è partita ad ottobre a seguito di una spaccata, di un furto avvenuto all'interno del CAD in Annone Veneto, quindi il territorio della compagnia di Portogruaro. Gli sviluppi investigativi ci hanno poi portato a Montecchio, dove abbiamo operato questi 4 fermi. Il blitz scatta ieri a Montecchio Maggiore. Un serbo e un bosniaco pregiudicati stanno scaricando da una monovolume delle casse di profumo rubate poche ore prima a Saccolongo. Nel garage i militari scoprono anche la refurtiva di un furto avvenuto a Cornedo Vicentino in danno di un negozio di abbigliamento. L'obiettivo era non soltanto cercare di colpire il sodalizio criminale o i soggetti che commettono questo tipo di reati, ma anche far sì che il materiale rubato tornasse ai legittimi proprietari, anche perché taluni hanno subito danni ingentissimi al punto da pensare di dover chiudere l'attività commerciale. 44.000 euro il valore della merce rubata nei 2 negozi, oltre ai danni ingenti, tanto da spingere alcune delle vittime a decidere di chiudere i battenti. Nel corso di altre perquisizioni sono stati rinvenuti molti arnesi atti allo scasso, fra cui un pesante ariete in acciaio. L'ariete, lo definirei, come posso dire, l'elemento che più caratterizza il gruppo, perché dà l'idea della capacità, dell'aggressività che li connotava. Un'aggressività che appunto non si fermava di fronte a niente, utilizzava strumenti in grado di sfondare porte blindate e anche vetri blindati di qualsiasi natura. Anche i proprietari delle abitazioni in cui è stato rinvenuto il materiale adatto a forzare le serrature di case e negozi sono stati tratti in arresto.